Siamo a Messina di fronte alla chiesa che è dedicata alla guerra del Vespro. Si chiama Santuario di Montalto. Questa chiesa fu costruita subito dopo la guerra del Vespro per ricordare la grande vittoria del popolo siciliano sull'esercito franco-angioino. Nel settembre del 1282 l'esercito angioino si ritirò dopo 5 mesi di assedio a questa città. Il Papa aveva inviato Carlo in Sicilia alla testa di un grande esercito di Guelfi, appoggiato da tutti i re incoronati dal Papa, venne in Sicilia per vendicare il grande affronto che a Palermo si era compiuto il 30 marzo dello stesso anno. Arrivò in questa città ponendo il campo in Calabria, a Gallica, Cadona, proprio di fronte a noi nel panorama, nel paesaggio dello stretto di Messina. Proprio qui di fronte a noi, dove vedete ora l'ingresso del porto, era posta una catena a difesa della città assediata da tutti i lati dall'esercito angioino.